Ciao ragazzi, benvenuti al Degusta Festival di Popolone, una vera e propria festa in piazza dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici di questo territorio, di Popolone ma non solo, un po' di tutto il comprensorio della pianura veronese. Qui ci sono una quindicina di casette all'interno delle quali i produttori i loro prodotti non soltanto li vendono ma proprio li trasformano, cioè fanno i piatti con questi ingredienti che arrivano direttamente dalle loro aziende, piatti che nascono sotto gli occhi degli avventori. E la formula adottata, come vedete, è veramente interessante perché dà il senso della festa di piazza con la musica dal vivo che accompagna e con la possibilità di vivere una serata conviviale all'aperto d'estate in un contesto suggestivo come quello qui del parco del Palazzo Vescovile, proprio in centro. Arianna Soliva. Ciao Stefano! Eccola. Ma Ghetto Skate? Bella come domanda di accoglienza. Io lo sei in macchina. Ci penso io. Ma siamo amici, no? Eccoli qua gli skate che Cioè, mi dai contano. tu i skate? Sì. Questi sono gli skate, i soldi ufficiali del nostro festival. Ah, quindi Con come questi- funziona? con questi puoi andare a prenderti da mangiare e da bere in tutte le casette gastronomiche che trovi qua. Ah, allora comincia tu. Va bene? Sì, un attimo. Eh. Bisogna pagarli. Ah, quindi fuori skate comunque. Fuori skate, Mi certo. pare giusto, mi pare giusto. Sì. Va bene, dai. Com'è nata l'idea del Degusta Festival? Ma era anni che sognavo di riunire le realtà locali, i piccoli produttori artigianali locali e creare un'occasione per loro perché mettessero in mostra quello che fanno, le loro materie prime, i loro prodotti. E finalmente ci siamo riusciti. Anche la formula però è molto particolare, una sorta di festa sull'aia però in un parco. Esatto, nel parco del Palazzo Vescovile di Bovolone, è una festa sull'aia, quindi sul prato, con le casettine così, dove ogni produttore produce in loco, diciamo, il proprio piatto. Ecco. Ma è vero che per mangiare che voli skate? Dappertutto che voli skate, ma qua soprattutto tu vai alla cassa e cambi €1 con un skeo e poi con i tuoi skate vai ad acquistare i vari prodotti. Sindaco, c'è la fila là dietro. Bellissimo, guarda, con grande soddisfazione veramente e complimenti a chi ha creduto a questo grande evento di unione, perché qua sono state organizzate tantissime aziende e vedere la gente che ha accolto con grande soddisfazione anche loro questa bellissima iniziativa, questo bellissimo evento, perché è la prima edizione. Crediamo in questa organizzazione, in questa promozione, diciamo, perché abbiamo le eccellenze non solo Bovolone ma nel territorio e dobbiamo unirle per festeggiare tutti il nostro grande traguardo. Sindaco, mi hai detto cambiare skate. Sì, ho cambiato i skate e mi ha detto che era anche gli Orfei, però ho visto i skate, però consiglio a tutti di prenderli perché anno per anno aumenterà la valuta. Tutto questo però devo dire una cosa, siamo bravi tutti, ma qua c'è da premiare una persona che è qua a fianco, Eccolo questo qua. grande Pierluigi Perbellini. Ma svegliamo un arcano, dobbiamo usare che inizialmente i skate dovevano essere gli Orfei. Sì. Ma sono ancora gli Orfei, È una burla verso il sindaco di Bovolone che chiaramente si chiama Orfeo. Ecco, allora tutto nasce dai grandi comici, perché Perbellini fa la parte anche dell'attore, oltre eccolo del qua. grande Pasticcere, organizzatore, certo. pasticcere. E No, ma quindi- sai perché l'ha tolto? Perché sapeva che se uno si presentava alle casette con te, Sì, mi porto già l'Orfeo, quindi sì, ma infatti pagava il sindaco. qualcuno mi ha preso qua dalla giacca e mi ha portato per bere una birra. Gli ho detto, ma cosa stai facendo? Sto andando a prendere una birra. Capito com'è il clima? E siamo solo alla prima sera, ragazzi. Esatto, quindi divertiamoci, dai. Vi aspettiamo veramente. Ciao, ragazzi. E vi dico veramente tanta qualità. Ciao ragazzi, venite al Degusta Festival. Ciao.